Ricostruire con un'antologica la lunga storia artistica di Giuseppe Capogrossi non è stata impresa facile, non solo perché questo grande artista romano nel tempo ha distrutto o riutilizzato molte delle tele del suo periodo figurativo, rinnegato nella fase più matura della sua evoluzione informale, ma anche perché le opere di Capogrossi sono sparse in 1000 collezioni, spesso private. La Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia è riuscita comunque, con il contributo della Fondazione Archivio Capogrossi, a realizzare una mostra completa che ne documenta tutto il percorso artistico, a partire proprio dagli esordi figurativi degli anni 30, contraddistinti da una pittura tonale densa di contenuti originali durante il periodo della scuola romana. Documentato anche il breve periodo cosiddetto neocubista di Capogrossi, che verrà poi abbandonato a favore di una produzione prima simbolista e poi completamente astratta a partire dai primi anni 50. Un astrattismo rigoroso e personale, caratterizzato da un'unica forma, segno, che coniugandosi in infinite variazioni arriva a costruire lo spazio del quadro, rappresentazione simbolica di una interiore organizzazione spaziale. Capogrossi in retrospettiva è una mostra che percorre, ripropone assolutamente in modo nuovo, un nuovo studio. Capogrossi effettivamente è un autore noto, notissimo per il suo elemento, per quelli che tutti hanno chiamato gli elementi a forma lunata di Capogrossi, ma la sorpresa della mostra alla Guggenheim è il percorso, lo studio e la quantità. Oltre 75 opere dell'autore, il rapporto con le biennali, il rapporto con Leo Castelli e gli Stati Uniti, i rarissimi quadri bianchi e la grande sala con i quadri giganti degli ultimi anni, gli anni 60 e 70. Un video di 20 minuti sulla sua vita e il percorso retrospettivo e vivo di Giuseppe Capogrossi alla collezione Peggy Guggenheim. Le opere di Capogrossi sono dominate da quell'innovativo alfabeto fatto di figure lunate e dentate in cui si fa sempre più chiara l'importanza del segno, elemento assolutamente personale nella sua ricerca. In mostra anche una grande superficie acquistata nel 1958 dalla Fondazione Solomon Guggenheim di New York. Una mostra che si inserisce in un percorso avviato da tempo dalla Fondazione, che attraverso una serie di mostre personali continua nella sua missione di indagare quella strepitosa generazione di artisti internazionali del secondo dopoguerra che costituiscono il fulcro della collezione veneziana e di cui Capogrossi è stato uno dei principali esponenti.